Un incontro stamane per fare un bilancio consuntivo dell'attività del 2013. Oggi la prima assemblea della sezione provinciale di Agrigento procede alla elezione del primo consiglio provinciale, il quale subito dopo si riunirà per eleggere il presidente e l'ufficio di presidenze. Questa è la sede dell'ente di formazione professionale nazionalmente riconosciuto, che ha sede in Sicilia, qui ad Agrigento e anche a Catania, e che è già accreditata presso la regione autonoma della Sicilia come ente di formazione professionale per disabili. L'Unione Cechi d'Europa e quindi la sede di Agrigento mira principalmente alla formazione. Che tipo di servizi voi erogate? Abbiamo fatto una ricerca accurata per i posti di lavoro come centrale disti telefonici non vedenti e abbiamo trovato più di 15 posti liberi e obbligato le amministrazioni ad adempiere ai loro obblighi, e 2 di questi soci già sono in servizio. Non per ultimo, è stato assunto un mese fa al comune di Castrofilippo un nostro socio. E poi per la formazione ci occupiamo di informatica per i disabili, che li mettiamo in condizione di essere autonomi nel campo dell'informatica, perché è il futuro del mondo lavorativo. Metodo di scrittura e lettura braille, facciamo corsi per gli operatori sociali sempre come gli ERFOP, ci occupiamo di pratiche di assistenza per i disabili, per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile 104, ci occupiamo anche di sbrigo pratiche per l'ottenimento di presidi tiflotecnici che servono al non vedente per l'autonomia personale, e tanti altri servizi che cerchiamo sempre di migliorare.